Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale, io sono Emanuele Artibani ed oggi ci occuperemo di cani da presa. Ci sono cani che vengono trattati come status symbol, cani comprati per sembrare duri, per fare paura, per sentirsi potenti, ma il problema è che la maggior parte delle persone che parlano di cani da presa non hanno la minima idea di cosa sia davvero un cane da presa, e già è così. Oggi i social sono pieni di gente che posta muscoli, collari, cose enormi, slow motion, teste giganti, ma quasi nessuno racconta la vera storia di questi cani e ciò che rappresentano, e ciò che sono stati nella storia realisticamente, non per una realtà costruita, perché il cane da presa non nasce come un giocattolo, non nasce per Instagram, è instagrammabile ma non nasce per Instagram, e soprattutto non nasce per compensare le insicurezze di un essere umano, e questo purtroppo sappiamo bene che è una retorica che accade abbastanza spesso. Molti sono convinti che il cane da presa significa avere un morso che faccia male. Allora, partiamo da una cosa fondamentale. Cosa significa cane da presa? Cane da presa non significa mai cane cattivo. Mai. Non significa cane assassino. Mai. E non significa neanche automaticamente cane da combattimento. Cioè non è un automatismo relazionale. Un cane da presa è un cane selezionato per afferrare, trattenere, controllare. Fine. Storicamente questi cani venivano utilizzati per bloccare bovini, per fermare bestiame semiselvatico, per la caccia al cinghiale, per il lavoro rurale, quello duro, per la protezione, per l'intimidazione e in alcuni casi purtroppo anche per il combattimento. Ma questa è una fase relativamente recente, perché non è che prima ci si poteva scommettere il cane che poi dopo bisognava in qualche modo ricomprare, ricostruire, aveva anche un'economia. E qui dobbiamo capire una cosa tecnica importantissima: la presa non è rabbia, la presa è selezione genetica. Molti confondono il morso di un cane da presa con il morso di un cane da utilità. Un cane da presa è stato selezionato per tolleranza al dolore, quindi soglia di resistenza al dolore, tempra, stabilità durante il contatto fisico, forza mandibolare, perseveranza, tenacia, capacità di restare sull'obiettivo anche sotto stress, che non necessariamente, non sempre, quasi mai era quello che molti pensano. Questa cosa ha creato cani incredibili, ma anche cani che, se finiscono nelle mani sbagliate, diventano molto difficili da gestire. Andiamo dai molossi da presa europea. Io cercherò di dirli, ovviamente non tutti. Cane corso, cane da utilità rurale, non utilità e difesa. Guardia, conduzione bovini, difesa. Potenza e pressione psicologica enormi, più intimidazione che esplosività. E quando dici questa cosa in tanti si arrabbiano, ma è così. Presa canario, cane da presa delle Canarie, controllo del bestiame anche lui, carattere duro, territoriale, cane molto impegnativo. Dogo argentino, creato per la caccia grossa, nulla a che fare per tante altre cose, al puma, al cinghiale. Un coraggio fuori scala. Cioè non è nella regola il coraggio del dogo. Atleticamente è devastante. American Bulldog, lavoro rurale americano, molto più funzionale e atletico di quanto sembri. Poi ci sono i terrier da presa, il tipo Bull, l'American Pit Bull Terrier. E qui entriamo nel cane più mistificato della storia moderna. Il Pitbull non nasce come un cane anti qualunque cosa e non nasce come cane da famiglia moderno, ma non nasce neanche come un mostro. Nasce da selezioni precise che erano queste, più o meno: combattimento, tenacia estrema,
resistenza mentale, capacità di continuare sotto pressione. E questa cosa va detta senza ipocrisia, senza girarci intorno, senza nascondersi, senza mistificare ciò che è reale. Il problema è che oggi, spesse volte, internet ha creato due bugie opposte. Sono mostri assassini, sono nanny dogs perfetti, né una né l'altra. Entrambe sono esemplificazioni o semplificazioni ridicole, anche cagionevoli nel loro modo di proporre. Vado avanti perché vorrei provare a dire un sacco di cose, poi magari ne farò diversi di video su questa roba qui. Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, razze simili esteticamente ma con selezioni moderne, spesso molto diverse. Ed è qui che la cinofilia social fa danni enormi anche in relazione alla piattaforma. La gente pensa che basti la faccia larga per capire un cane. Non è così. E poi anche io ho i miei cani che abbaiano. Adesso però dobbiamo dire una cosa importante. I cani da presa non sono automaticamente i cani che mordono di più. A me dispiace rompere questo mito, ma non è così. Perché i numeri vengono spesso manipolati, letti male o gonfiati. E questo è un fattore determinante. Ci sono statistiche americane che mostrano una sovrarappresentazione di alcune razze negli incidenti gravi, ma il problema è che moltissimi cani vengono identificati male. Spesso si parla geneticamente di pitbull, di tipo pitbull, e soprattutto manca quasi sempre il contesto, perché nessuno ti dice in che ambiente viveva quel cane, che è un cane, prima di essere un American Pitbull, un Pitbull o qualunque altra cosa, che selezione aveva, chi lo gestiva, se era socializzato sto cane? Se era stato addestrato ed era addestrato bene o male, o se era semplicemente nelle mani di un idiota. Perché il più delle volte è l'idiozia umana che fa i danni. Adesso va di moda a dire no, ma il cane c'ha colpa. Sì, ni. Il più grande problema dei cani da presa, che hanno proprio distrutto, devastato, se vogliamo, anche l'ambiente, è stata la moda. Il problema dei cani da presa non sono i cani da presa. Non sono i cani da presa. Il problema è la moda. Ieri e oggi questi cani vengono comprati per ego, per immagine, per compensazione psicologica, per sembrare pericolosi, per essere autoreferenziali o egoreferenziali. E sapete qual è il dramma di questa cosa? Che molte persone scelgono il cane più difficile del mondo senza avere neanche il controllo della propria vita, della propria identità. Adesso però facciamo una cosa onesta, perché io odio la demonizzazione. Parliamo dei pro reali dei cani da presa. Coraggio. Alcuni di questi cani hanno un coraggio quasi irreale. Mi è venuto in mente il dogo prima mentre ne parlavo. La determinazione. Quando lavorano seriamente impressionano. L'attaccamento. Molti cani da presa sviluppano legami profondissimi, capacità atletiche, fisiche, hanno una capacità di performare straordinarie. Forza, esplosività, resistenza mentale, stabilità, se selezionati bene. Un cane equilibrato di queste linee può essere straordinario, nel senso che esce dall'ordinario, è un'altra cosa. Ma chi ama davvero questi cani deve avere il coraggio anche di dire i contro, perché hanno dei pro e hanno dei contro. Primo, non sono cani per tutti, e quando faccio i video me ne rendo conto dai commenti, a certi commenti di pazzi che arrivano. Questa bugia buonista ha fatto disastri. Non glieli date i cani se siete allevatori a sta gente qua, perché tanto li vedete. 2, gestione difficile. Servono competenze, bisogna essere skillati, tempo, controllo, esperienza, capacità gestionale.
intuizione. 3. Potenziale fisico enorme. Un errore con un chihuahua è un problema, un errore con un cane da presa diventa una tragedia. Oggi molti allevano teste gigantesche, oggi si seleziona la moda, ipertipi, instabilità, cani gonfi di estetica e vuoti di funzione. E non lo dicono mai, perché per loro l'importante è dire il cane da presa morde, il cane da presa... Di che stai a parlare? Questa non è evoluzione della razza, è distruzione di un lavoro a volte tricentenario, bicentenario, centenario. Bastano 6 mesi di moda per distruggere 100 anni di lavoro. Molti cani da presa oggi hanno la mascella che si blocca. E io devo leggere nei commenti, no, perché quel cane chiude a 500. Molti confondono il morso da lavoro col morso di un cane da presa. Nascono cani cattivi. Molti dicono no, perché sai, si blocca il morso e non apre più la bocca. Ma che sta a dire? Non esiste alcun meccanismo di blocco. No, perché nascono cattivi. Ma non è vero. La genetica influenza predisposizioni e attitudini, ma il comportamento è molto complesso, molto complesso. Basta crescerli con amore. Punto. Non c'è da fare altre cose. Dici che fai? Cresco con amore. È vero? No, no, no. Questa è una delle frasi più irresponsabili della cinofilia moderna. Non è vero sempre che basta crescerli con amore. L'amore non sostituisce selezione, gestione, educazione, esperienza, non basta, mi dispiace. Mi dispiace. Quando dicono no, ma sono tutti uguali, non è vero, non è vero. È un'assurdità totale e anche molto pericolosa. Il pitbull non è un cane corso, il dogo argentino non è un presacanario, devi conoscere l'uno e l'altro. Storie diverse, selezioni diverse, mentalità diverse, capacità diverse. Sapete che alcuni mi hanno scritto che il cane corso ha il morso più forte del Rottweiler sulla manica? Io sono rimasto così, sull'ignoranza delle persone. Il problema è che oggi la gente vuole il fascino del cane potente, ma non vuole la responsabilità del cane potente. E allora nascono i video stupidi, le prove di forza inutili, il cane mio mozzica più forte, non capendo che un cane corso mordeva per un modo, un Rottweiler per un altro, e che non è la stessa cosa. Nascono i cani tenuti come armi sociali e tutta quella pornografia della potenza e del racconto e dello storytelling che vediamo online, di quei paragoni senza senso, di chi mette un cane forte ruralmente con un cane forte da lavoro. Io credo che una persona vera non debba prendere un cane per sentirsi forte, per autoreferenzialità caratteriale. Credo. Una persona prende un cane e diventa abbastanza equilibrato da meritarselo quel tipo di cane. I cani da presa non sono mostri e oggi ho voluto provare a spiegarli. Non sono demoni e non sono neanche giocattoli. Sono animali selezionati per lavori estremi che spesse volte nulla hanno a che fare con quello che le persone pensano e meritano rispetto, cultura e verità. Piaccia o meno, Ti piace? Non lo so, questa è. Perché il problema non è mai stata la forza, non la cattiveria, la forza del cane. Il problema è quasi sempre la debolezza dell'uomo. Ci sono una serie di cose che mi hanno colpito raccontando e parlando di volta in volta del tema cani da presa. Ovviamente oggi non li ho nominati tutti, ne ho nominati una parte perché fare tutta la lista dei cani da presa sarebbe irrispettoso poi di tutte quelle che vai a dimenticare. Però ho notato anche la differenza che c'è in alcuni social tra un cane da presa ed un altro. In alcune piattaforme, non nomino, insomma, quella dei video brevi, quando mi sono permesso di dire che non c'è un confronto
su un morso e un altro morso, ho letto dei commenti di persone che sembravano toccate nel vivo, no? Perché il cane corso mozzica come un leone. Ma ragazzi, ma sono due cose diverse. E allora ti rendi conto dei diversi linguaggi urbani, delle diverse capacità di gestione delle proprie emozioni davanti alla lettura tecnica di un cane, e ti rendi conto che certe persone che hanno una lettura superficiale, io non entro nel merito se è giusta o sbagliata, ognuno, che nascono proprio dei veri conflitti, perché magari ci sono persone che pensano che siccome hanno letto che un cane corso chiude a 400 kg è più dannoso di un Rottweiler che chiude a 200 kg. No? Invento. Ma non è così. Quello magari invento, ha un morso di quel tonnellaggio perché doveva mordere una lunghina e trasportare un bovino. Invece il morso del Rottweiler è figlio di una selezione fatta per fare male. Chiaro? Chiaro? La si capisce la differenza? Farò un esempio banalotto. Avete mai visto come stringe un cane da riporto? Un Labrador? Un Labrador prende, stringe, ma non fa niente. Ma perché nella sua natura, se riporta al cacciatore una preda rotta, no? Diventa un problema. Il cacciatore gli dà una basta, una tortorata. Ma perché? Perché è così. La selezione di questi che no, perché il cane mio, il problema è sempre quello. Pensare che nell'efficacia di un ruolo da utilità e difesa, il morso di un cane corso o di un dogo o di un sia efficace quanto il morso di un pastore tedesco che è un lupoide, che è un'altra cosa, è falso. Io lo so che vi arrabbiate quando dico sta cosa, ma è falso, perché l'iperstimolo che ha un dogo sul predatorio mentre insegue un puma non è lo stesso che ha sull'uomo, e per portarlo a quel tipo di stimolo devi lavorare sul predatorio o sull'aggressività. Attenzione, non è naturale, devi lavorare sul predatorio e sull'aggressività, perché nella sua natura quello stimolo e quindi quell'ipermorso arriva solo quando è stimolato da quel tipo di condizioni che non sono sociali, che non si verificano in un contesto urbano e in un linguaggio urbano. Il cane corso, che ricordiamo essere una riselezione e non una selezione, non può avere quel morso su un essere umano. Intanto perché è una riselezione. Quando dico ci vogliono 50 anni prima di vedere essere fermato quel tipo di cane, è perché è così, ma non lo dico io, lo dice la selezione, la storia. È che mi rendo conto essere difficile da far capire questo tema su altre piattaforme. Qui, viva il cielo, no, e ne siamo contenti. Chi dice no perché il pitbull gli si chiude la bocca, gli si blocca la bocca, non la apre più, ma chi ve le dice queste cose? Cioè, chi inventa queste cose che poi diventano una retorica fallace, pericolosa, di dubbio gusto, che danneggia un comparto intero, quello dei cani da presa. Non è così. Il cane da presa non ha nessun blocco che poi non apre la bocca, no, perché il cane mio poi non apre più la bocca, ma non è vero. Ma non è vero che non apre più la bocca. Il morso di un pitbull generico, perché anche qui bisognerebbe entrare nella profondità e nel merito, su un altro suo simile, non è come un pitbull sull'uomo, perché ci sono degli stimoli completamente diversi. Cioè un cane selezionato per l'utilità e la difesa ha delle particolarità e delle selezioni specifiche che un pitbull non ha. Le potrebbe avere qualora se si cominciasse oggi a fare quel tipo di selezione per i prossimi 50 anni. Fra 50 anni sì, ma oggi non ce l'ha. Il problema è che è stata raccontata una cosa che oggi è difficile, è molto difficile da far spiegare. Noi ci abbiamo provato in qualche modo. Qualche tempo fa, alla fine, se non sbaglio, degli anni 90, magari qualcuno lo ricorderà, nacque una rivista, se non sbaglio, Cani da presa, e il movimento era diventato molto bello.
Poi si è perso perché, come credo si sia perso editorialmente, perché io credo che anche lì siano nate questioni di natura personale. Quando il focus si sposta dal cane all'uomo, nascono le incomprensioni. Ecco, a me piace parlare solo esclusivamente di cani. Le opinioni personali, lo dico sempre e continuo a ripeterlo, al cane non interessano. Quelli che si arrabbiano perché dicono una cosa che magari può sembrare scomoda, ma in realtà è molto comoda, perché io non mi sposto mai da quelli che sono i dati oggettivi, non soggettivi. Quando mi dicono il cane mio è il più forte di tutti, non lo metto in dubbio. La scienza dice altro, la storia dice altro. Poi se tu vuoi essere convinto che il cane tuo è il cane più forte del mondo, figurati. Ma che stai a dire? Il cane mio? Il cane tuo che? Che cosa? Perché vi hanno insegnato che un tipo di cane è più forte dell'altro? Tutti i cani, ogni cane ha la propria particolarità e non esiste il cane più forte del mondo. Quelli che dicono il cane da presa, che io amo tra l'altro, che i cani da presa sono i cani più forti, è un po' come entrare in un campo da basket, vedere delle persone alte 1,90 m che pesano 150 kg e dire che quelle persone sono le persone più forti del mondo, quindi in guerra mandiamoci solo quelli, perché sono più forti. Non è così. Quelli sono forti a giocare a basket, poi ci sono quelli forti a giocare a calcio, ci sono quelli forti a giocare a rugby, ci sono quelli forti nel crossfit, ci sono quelli forti a fare X. Ogni cane ha una sua specifica di razza, no? Se vi piace l'argomento cani da presa, che come immaginate ho dovuto toccare nella sua parzialità, non nella totalità, fatemelo sapere, perché magari farò una rubrica a parte dove racconto cane per cane, inteso come razza per razza. Mettetelo nei commenti quelli che sono i vostri preferiti e apriremo una nuova rubrica su tutti i cani da presa, se l'argomento vi piace. Vi ricordo che se questi lavori vi piacciono, se questi video vi piacciono, dovreste iscrivervi al canale, cercarmi su tutti i social. Ho un canale Telegram che si chiama Emanuele Artibani, gli ho dato un nome fantasioso, su Substack, su Instagram. Voi seguitemi un po' dappertutto, perché è lì che poi dopo tutte le settimane mando quelli che sono gli aggiornamenti. Quindi se volete potete addirittura abbonarvi al canale, ci sono gli abbonamenti per sostenere questo progetto. Importantissimo, commentate il video, fatelo girare, iscrivetevi al canale, sempre se il contenuto vi piace, e altrimenti no. Se, lo ripeto, se vi piacciono questo tipo di argomenti nel merito del cane da presa, e non vi arrabbiate se oggi non c'è proprio tutto, non poteva esserci tutto, perché sapete che è un argomento enorme, lasciatemelo detto e magari faremo una rubrica a parte, così come abbiamo le sfide cinofile, così come abbiamo la cinofilia, così come abbiamo i miti da sfatare, magari una nuova rubrica su quelli che sono i cani da presa nella realtà. È stato un piacere stare con voi, spero il video vi sia piaciuto. Al prossimo video.